Putin e la Federazione Russa si è minacciata userà mezzi che nessuno ha. Michel e l'Europa sostiene l'Ucraina che vincerà la guerra. Kiev accusa nel Donbass i russi usano armi al fosforo, acciaieria ancora sotto le bombe a Mariupol, l'appello dal bunker 600 feriti senza cure. Dopo lo stop del gas a Polonia e Bulgaria, von der Leyen no ai ricatti della Russia, ministro Franco nuovi aiuti a famiglie e imprese. Il presidente Mattarella, la guerra è un mostro vorace, l'Italia sostiene il dialogo e vuole la pace, la Russia sappia fermarsi. Zelensky ringrazia Draghi per l'accoglienza italiana ai profughi, il premier pieno sostegno a Kiev, il 10 maggio sarà alla Casa Bianca. Rivoluzione nel cognome, la Corte Costituzionale non sarà più automatico quello del padre, il neonato avrà quelli di entrambi i genitori. Il Volo torna ad esibirsi dal vivo, prima data del tour il 3 giugno all'Arena di Verona, sul palco con i loro classici e i brani del disco dedicato al maestro Ennio Morricone, tra poco in studio al TG1 per un annuncio speciale. Buonasera a tutti voi dal TG1. Da questa mattina il gas russo non arriva più in Polonia e Bulgaria e Mosca minaccia lo stop ad altri paesi europei. Un ricatto inaccettabile per la Commissione europea che lavora a nuove sanzioni. Zelensky ringrazia l'Italia per il sostegno e l'accoglienza ai profughi. Il premier Draghi andrà a Washington il 10 maggio. Intanto da Mosca Putin afferma useremo mezzi che nessuno ancora possiede con chiunque interferirà in Ucraina. Kiev intanto accusa i russi di aver usato armi al fosforo mentre continuano i bombardamenti su Mariupol. Allora cominciamo proprio da qui, dalla situazione sul campo. Andiamo ad Odessa, la nostra inviata Emma Farnè.